Via. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai telespettatori della Tenda TV. Siamo in piazza di Cozzuolo in occasione della 92esima adunata sezionale ANA di Vittorio Veneto. La sfilata è appena partita, appunto per onorare questa manifestazione. Siamo in attesa dell'arrivo. In occasione di questa adunata c'è anche la ricorrenza, festeggiamo i 50 anni dell'anniversario di fondazione del gruppo di Cozzuolo. Quindi è una festa, come dicevo prima, nella festa, in occasione della quale appunto della adunata sezionale abbiamo questa grande possibilità di onorare i 50 anni del gruppo di Cozzuolo, che appunto oggi è stato protagonista anche di questa manifestazione. Abbiamo molte autorità presenti, molti alpini che sono in sfilata assieme ai loro simboli, assieme ai gagliardetti, i vessilli ospiti e anche il vessillo sezionale, coi loro presidenti. Stanno appunto arrivando e quindi vi preghiamo di rimanere ai lati della strada per poter ammirare nel miglior modo possibile la sfilata. Ricordo che appunto all'arrivo in piazza dei primi blocchi della sfilata verranno posizionati lungo via Grazioli di fronte alla piazza, pronti ad mettersi sull'attenti per le due cerimonie che sono previste qui in piazza, che sono l'alzabandiera e l'onore ai caduti davanti al monumento che è qui di fronte alle scuole Agostino Secchi.
mi comunicano che appunto i primi componenti dello sfilamento sono già in vista d'occhio da parte delle telecamere, che è posizionata in centro della piazza. Un attimo di attesa, ancora qualche minuto per l'arrivo della sfilata, che è composta come dicevo prima, da vari parti, da vari blocchi, le autorità. Ho appena ricevuto anche formalmente la comunicazione che la sfilata è partita da parte del nostro responsabile della squadra, Cerimonieri, che sta seguendo le varie fasi dell'ammassamento e del posizionamento di tutti i vari blocchi che compongono appunto lo sfilamento. Ricordo che appunto all'inizio abbiamo lo striscione della città di Vittorio Veneto, poi abbiamo la corona, abbiamo anche le autorità civili che anticiperanno i blocchi alpini, i blocchi in armi, il vessillo sezionale, poi abbiamo il consiglio, abbiamo poi i vari blocchi alpini che adesso devono arrivare nella piazza, e poi ci sono i cori, poi abbiamo anche il reparto salmerie, alla fine completerà la sfilata e lo sfilamento, e quindi vi ricordo, stavo dicendo prima appunto che oltre alla mostra fotografica all'interno del parco abbiamo 2 spazi espositivi che sono appunto gli spazi espositivi curati dal reparto salmerie e un altro spazio espositivo che è stato allestito dalla Protezione Civile ANA, sezione di Valdagno, che ha allestito anche un potabilizzatore d'acqua, un impianto mobile, e sono lì a disposizione per dare qualsiasi tipo di informazione e dettaglio. Sentiamo già l'eco, il suono dei fiati, degli ottoni della banda musicale di Salgareda Ponte di Piave, che sta arrivando e sta anticipando appunto per far tenere il passo di marcia a tutti gli alpini che sono in sfilata in questo momento. Ecco, ancora sempre più forte si sente il suono degli ottoni e dei fiati della banda musicale di Salgareda e Ponte di Piave. Al suono della 33, che è il nostro inno, l'inno degli alpini, appunto per tenere il passo e essere tutti quanti sempre allineati e coperti, come si dice in gergo, durante lo sfilamento. È uno splendido colpo d'occhio oggi, lo vedete, la giornata è stupenda, non potevamo chiedere di più. Stiamo sfilando lungo la via d'Amello, contornate dalle bandiere, da un bellissimo imbandieramento che è stato realizzato già da vari giorni, appunto per accogliere gli alpini in modo degno, e sono presenti in via Grazioli, in via Col di Lana, in piazza Cozzuolo e anche in via d'Amello. Abbiamo già le autorità sul palchetto che stanno appunto osservando e ammirando la sfilata che sta arrivando. È una resa agli onori alle autorità presenti. Loro devono essere presenti lì, devono avere visione degli sfilanti dalla banda fino
a reparto Salmerie, passando per le autorità, Vessilli, Gagliardetti, Alpini. Ecco lo striscione Città della Vittoria in arrivo. Adesso, come dicevo, verranno posizionati sulla sinistra, alla mia sinistra, di fronte alla chiesa, passando davanti qua alla mia sinistra e poi avanti fino alla chiesa. Salutiamo la banda musicale di Salgareda e Ponte di Piave. Ecco, andiamo a posizionarci con lo striscione dedicato alle medaglie d'oro Tandura. Abbiamo le autorità civili, i sindaci, l'onorevole Boff anche, i vari simboli delle associazioni d'arma. Il vessillo di Vittorio Veneto si sta approntando sul palchetto assieme ai Gagliardetto del gruppo di Cozzuolo col suo capogruppo. I vessilli delle quattro nostre, delle regioni, delle sezioni gemelle, e anche i due vessilli ospiti di Pordenone. Abbiamo le sezioni gemelle di Conegliano, Valdobbiadene e Treviso. Posizioniamo lo striscione dell'Aspen, l'Associazione Nazionale Penemozze, dietro il quale sono posizionati i Gagliardetti della sezione Vittorio Veneto e anche i Gagliardetti ospiti. Ed ecco che si posiziona il blocco degli alpini del gruppo di Cozzuolo. Un applauso, benvenuto. Il gruppo di Cozzuolo, appunto, che indossa una maglietta commemorativa che ricorda il 50° anniversario della fondazione del gruppo stesso. E poi in arrivo abbiamo i tre cori, vedo il coro mesulano, mi pare, che si sta posizionando in questo momento. E poi il blocco degli alpini della sezione e anche gli alpini ospiti. Ricordo che non abbiamo solo alpini e gagliardetti o vessilli provenienti dalla sezione Vittorio Veneto, ma anche da fuori, addirittura da Reggio Emilia, anche da Maser e qualcuno anche della sezione di Treviso e Conegliano. Attendiamo la conclusione del posizionamento dei vari blocchi della sfilata. Attenderò poi l'ok da parte del responsabile della squadra cerimonieri, in modo che mi dia l'ok per procedere. Comunque vedo che sono arrivati anche i muli, i 4 muli che fanno parte del reparto Salmerie sezionale, accompagnati dai loro sconci, i conducenti mulo. Stiamo completando lo schieramento, è quasi concluso. Complimenti a squadra cerimoniere per l'ottimo lavoro svolto, e grazie anche a tutti gli sfilanti
che hanno appunto composto i vari blocchi dello sfilamento della donata. Nel frattempo voglio anche salutare le autorità presenti che abbiamo sul palchetto d'onore, appunto assieme appunto al vessillo e al gagliardetto al vessillo sezionale Vittorio Veneto e al gagliardetto di Cozzuolo. Abbiamo l'europarlamentare D'Arè, l'onorevole deputato Boff, abbiamo il vice sindaco Bosocco, saluto anche gli altri sindaci che abbiamo qui con noi, grazie di essere venuti, il comandante del reparto biodiversità Carabinieri Forestali Vittorio Veneto, di Cosmo, e poi chiaramente il nostro presidente Introvigne, presidente della sezione ANA, e il gagliardetto con il nostro capogruppo, nuovo capogruppo Altoai. La cerimonia dell'alza bandiera è stata effettuata e a seguire ci sarà quella dell'onore ai caduti. Presso il monumento ai caduti di tutte le guerre, qui in piazza, sul quale si trova una scritta che recita così: ai più gloriosi, ai più diletti suoi figli che servivano la patria fino alla morte, perché rivivano in perpetua benedizione. Invito il presidente sezionale ANA Introvigne, il vice sindaco Bosocco, il comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Cosmo, affiancati dal nostro capogruppo, a prendere parte alla cerimonia dell'onore ai caduti. Onore ai caduti!
Partì! Poso! Grazie anche del religioso silenzio, grazie a tutti. Queste sono due cerimonie importanti che fanno parte della manifestazione della adunata sezionale di Vittorio Veneto. Adesso procediamo al ripristino del posizionamento dei vari blocchi componenti la sfilata nell'ordine prestabilito, quindi agli ordini appunto della squadra cerimonieri sarete appunto invitati a riposizionarvi, poi in modo da riprendere la sfilata lungo via Grazioli per arrivare al parco San Valentino. I vari blocchi faranno un'inversione, rimanete dove non muovetevi, passerete a fianco al palchetto di fronte alla chiesa e ci dirigiamo verso il parco. Entreremo in prossimità della curva dove troverete un cancello aperto e lì proseguiamo con le allocuzioni, con i discorsi e la Santa Messa. Al passo segnato dalla banda musicale di Salgareda, le autorità scendono dal palchetto e si dirigono verso il parco, seguito dal consiglio dal gagliardetto del gruppo di Cozzuolo e dal consiglio sezionale. Signori Presidenti, Sindaci, prego. Ecco anche i sindaci ospiti, grazie della vostra presenza. Vessilli ospiti accompagnati dai loro presidenti, grazie ancora della vostra presenza e di far parte della sfilata, e anche dalla bandiera Aspen, vari striscioni, vari alpini, e poi partirà anche il blocco del gruppo di Cozzuolo. Come avrete notato ci sono due cappelli portati sui due coscini a simboleggiare la presenza di due alpini nostri che sono andati avanti, il nostro storico capogruppo Ettore Segat e il nostro socio fondatore Antonio Della Libera. Bene, e adesso abbiamo anche i cori. Il coro Collilana è stato fondato l'anno dopo, nel 1974, in seno al gruppo di Cozzuolo. Poi abbiamo il coro Mesulano Cordignano, grazie di essere con noi e vi ringrazio ancora per lo splendido, emozionante spettacolo di stamattina. C'è il terzo coro anche, il coro sezionale ANA di Vittorio Veneto, ma ci aspetta presso il campo San Valentino perché animerà la Santa Messa. Bravi alpini, un applauso a tutti, forza, battiamo le mani, un applauso a tutti voi, sfilanti, e anche la protezione civile che, come detto prima, ha allestito il Parco San Valentino, una tenda e anche un'apparecchiatura, il potalizzatore mobile di acqua, che è appunto un tema molto sentito e anche molto importante in questi tempi. Credo che i muri siano già andati e quindi ci trasferiamo tutti dentro al parco per le prossime attività. A dopo.
Un attimo ancora di attesa che devono ancora la nostra troupe televisiva deve posizionarsi, deve appunto attrezzarsi e poi iniziamo. Ancora un attimo, siamo dentro il parco San Valentino, un parco attrezzato, un parco giochi che è in gestione e mantenuto dall'Associazione San Valentino con l'aiuto anche del gruppo Alpini di Cozzuolo, appunto per renderlo fruibile alla comunità e non solo, tanti anche fuori Cozzuolo del comune e della città di Vittorio Veneto, ma anche dei comuni limitrofi portano
i loro bambini in questo parco che appunto è attrezzato e tenuto sempre bene in ordine. Vedo tante autorità presenti di fronte a me, i presidenti sezionali, autorità civili, autorità militari. Vedo con piacere anche 2 presidenti emeriti, sono contento, sono presenti. Abbiamo anche il consiglio sezionale. E poi voi alpini della sezione e alpini del gruppo di Cozzuolo. E tutti i gentili ospiti, le mogli degli alpini. Merita anche un pensiero a voi mogli degli alpini, perché condividete la nostra passione al fianco, tante volte anche silenti in modo, però ci sostenete sempre nelle nostre attività che qualche volta, talvolta anche rubano tempo, spazi alla famiglia. Quindi un grazie alle mogli degli alpini. Bene, possiamo partire. Siamo qui ora adesso al parco, in occasione del quale verranno avviate le allocuzioni da parte delle autorità. Vorrei solo ricordare che il gruppo di Cozzuolo, sempre nel segno del 50° anniversario di Costituzione, ha fatto mettere a dimora un albero sulla collinetta al di là del Ruio che vi dicevo prima, Rugiol, appunto a testimonianza, a simbolo della vita che continua, che cresce nel futuro. Quindi è un segno nostro a ricordo appunto della vita che va avanti, nonostante le tragedie, come ricordavo prima. Vedo ancora lì i 2 cappelli dei nostri soci fondatori andati avanti, e con questo ricordo vogliamo anche ricordare tutti gli altri alpini di gruppo Cozzuolo che sono andati avanti. A proposito di questo, anche se ancora forte il dolore che stringe i cuori di tutti noi alpini per la recente scomparsa del nostro storico capogruppo, socio fondatore Ettore Segat, questo è un giorno di festa, come voleva che fosse anche da parte sua. E qui a lui, a tutti gli altri, diamo un segno di ricordo soprattutto dei suoi insegnamenti di Ettore e incitamenti che ci dava per andare avanti, con la tenacia e la determinazione che hanno reso appunto indimenticabili i primi 50 anni del gruppo di Cozzuolo, occasione del quale siamo qui a festeggiare nella 92esima adunata sezionale. Scusate, sono anch'io un po' emozionato, ma volevo dare lettura di una lettera che abbiamo ricevuto da parte del Presidente della Regione Veneto. Gentilissimi, ho appreso dell'importante traguardo che il vostro gruppo si accinge a celebrare. Vogliate, con l'occasione, ricevere la mia vicinanza ideale agli appuntamenti che organizzerete in occasione del 50° anniversario d'attività, risultato che testimonia, meglio di qualsiasi altra parola, questo profondo sia il legame con il territorio e la comunità. Mi unisco, inoltre, nel ricordo che sono certo tributerete a Ettore Segat, socio fondatore e capogruppo dedito alle progettualità associative, come dimostrato dall'ambito riconoscimento di Alpino dell'anno 2013. Il suo esempio rappresenta la sublimazione dell'identità che noi tutti riconosciamo alle Penne Nere, la sua voglia di fare sempre a servizio del territorio e della collettività,
rimarrà impressa nell'affetto della nostra gente. Rinnovando la mia vicinanza, concludo formulando il mio cordiale saluto che per vostro cortese tramite estendo anche a tutti i vostri cari. Viva gli alpini! Dottor Luca Zaia. Bene, adesso è il tempo di qualche discorso, anzi dei discorsi ufficiali da parte delle autorità presenti e appunto voglio invitare qui al microfono per dare lettura del discorso da parte del capogruppo Massimo Altoè. Buongiorno a tutti. C'è scritto. Un attimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E scusatemi, ma per il sottoscritto l'emozione è forte nel ricordare insieme a voi oggi, 10 settembre 2023, oltre alla 92esima adunata sezionale, il 50esimo di costituzione del gruppo Alpini Cozzuolo. Come è già noto, l'11 marzo 1973 il gruppo entra ufficialmente come 16° gruppo della sezione ANA di Vittorio Veneto, con capogruppo l'artigliere Alpini Ettore Segat. La madrina signora Anna Segat, orfana di guerra 1915-1918. Dall'indimenticabile presidente dottor Giulio Salvadoretti, reduce di Russia. Vogliamo ancora ricordare ancora una volta con piacere e con emozione alcuni passaggi del saluto e di benvenuto del presidente. Anche qui oggi è nato qualcosa e qualcuno, un gruppo nuovo, il 16° della sezione alpina di Vittorio Veneto, un altro figlio della meravigliosa famiglia alpina dell'Italia. Per gli alpini fatti uomini e galantuomini, della dura scuola della Naia. Ci saranno ancora molte battaglie da combattere e da vincere, con le armi dello spirito, e che gli alpini nuovi impareranno come quelli di ieri, che la vita è fatta anche di sacrificio, che obbedire è più facile che comandare, che per forti è più bello dare che ricevere. Riassumere i 50 anni di attività del gruppo non è facile. Qualche evento sfugge alla memoria, come gruppo abbiamo cercato di collaborare con la sezione in vari interventi da lei programmati. Cito qualcuno della nostra iniziativa che ci è stato molto a cuore, la fondazione del Coro Col di Lana, nel maggio 1974, per dare, un tono più solenne alle cerimonie del gruppo, in quanto il Coro ANA di Vittorio Veneto non era più in grado di assicurare la propria presenza alle cerimonie anche degli altri gruppi, diventando tuttora uno dei cori a livello nazionale e oserei quasi a livello internazionale, essendosi esibiti anche all'estero, diventando l'orgoglio del gruppo. Grazie al primo maestro, il compianto Don Giovanni della Giustina, fino al 1990, nel gennaio 91 la direzione passa ad una giovane appassionata di musica e canto, Sabrina Carraro, tuttora direttrice. Il 28 maggio 1983 in Col di Stella il gemellaggio col gruppo Alpini di Tarso. Il 19 settembre 1993 gemellaggio con il gruppo di Montereale Valcellina della sezione di Pordenone. Il 19 ottobre 2022 inaugurazione della sede La Casetta, in collaborazione con l'Associazione San Valentino di Cozzuolo e molti altri che non sto qui a elencare. Il gruppo in questi 50 anni ha sempre cercato di aderire alle richieste e intervento della sezione in collaborazione con i gruppi, in primis la direzione di manutenzione del Bosco delle Penemosse, e continuerà a farlo nel rispetto del direttivo nazionale sezionale. L'8 settembre 2013, in ricorrenza del 40° di fondazione, l'appello di ritrovarci tutti a questo importante evento. Ma così non è stato. Scusate. Alcuni ci hanno lasciato, sono andati avanti. Tra questi il compianto Tony Dalla Libera, socio fondatore nonché vice capogruppo fino alla fondazione.
senza nulla togliere agli altri che non hanno avuto la fortuna di essere qui presenti. Forse molti di voi avranno capito che queste parole non sono mie, ma di Ettore. Che come un buon capitano è andato avanti, che ha comandato la sua truppa sempre in testa fino alla fine. Ettore, poco tempo fa hai posato lo zaino a terra. Per molti anni sono stato al tuo fianco, come vice capogruppo. Ho imparato tante cose che dovrò affinare, con l'esperienza, con l'umiltà, il saper comunicare sia a noi giovani bocce, sia a tutti i tuoi vecchi, ma soprattutto la forza del silenzio. In cuor mio voglio ricordarti così, capo, con quelle poche parole che ci siamo detti in quei giorni passati in ospedale. Tu vai a casa, Massimo, io mi fermo qui. Grazie a tutti. Proseguiamo. Voglio invitare qui al microfono il vicepresidente sezionale Maurizio Casetta per dare lettura di un'altra lettera da parte del presidente Zaia. È difficile ora. Pregiatissimi signori, nel ringraziarvi per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segretaria, non potrò partecipare alla 92esima adunata della sezione ANA di Vittorio Veneto e dal 50° anniversario della fondazione del gruppo di Cozzuolo, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto, a queste righe, il saluto della Regione del Veneto ai cari amici alpini riuniti in questa occasione speciale. Il rapporto che il Veneto ha con gli alpini è scritto nella memoria storica e si esprime in tempo di guerra con l'eroismo e in tempo di pace con lo straordinario impegno nella protezione civile e nel volontariato. Sono trascorsi 50 anni dalla fondazione del gruppo di Cozzuolo, mantenendo sempre lo stesso impegno che vi contraddistingue, di cui condivido appieno lo spirito di coesione, di generosità, di sacrificio e di rispetto che sempre anima le vostre azioni. Alpinità è, infatti, una parola che è entrata a far parte del nostro vocabolario e rende bene cosa significa essere alpini. Quale spirito anima questa grande famiglia, parte del nostro vissuto quotidiano, del nostro passato e del nostro presente. Come dico sempre, se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete fonti inestimabili di profondi valori come il rispetto delle regole, l'amicizia, la solidarietà, la disciplina, ma anche una passione perché ciò tutto che rappresenta la penna nera, capaci di ispirare le giovani generazioni su principi che mai, come oggi, hanno bisogno di autenticità e di essere vissuti con serenità e concretezza. In attesa di incontrarvi alla Adunata Nazionale 2024 a Vicenza, che vi vedrà sicuramente protagonisti, vi auguro una buona festa e rinnovo i miei cordiali saluti ai presenti. Dottor Luca Zaia. Chiaramente è un piacere e un onore per noi, il gruppo, sezione, riceve appunto anche lettere di apprezzamento da parte delle amministrazioni, tra le quali appunto la Regione Veneto. Proseguiamo. Vorrei appunto chiamare qui a fianco a me per un cenno di saluto a tutti voi da parte del vice sindaco della città di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco.
Buongiorno a tutti, sono qui a portare i saluti dell'amministrazione di Vittorio Veneto in occasione di questa importante ricorrenza. Un saluto doveroso e affettuoso perché siamo tutti perfettamente consapevoli dell'importanza del vostro ruolo all'interno della nostra comunità. Sappiamo, e lo abbiamo provato, che quando c'è un problema c'è sempre un alpino pronto a dare una mano per risolverlo. E vi ringraziamo per questo. Apprezziamo la vostra capacità di organizzazione, il vostro spirito di aggregazione, i valori che vi contraddistinguono come la solidarietà, la disponibilità che avete senza mai risparmiarvi come energie, mai, sempre in prima linea. E l'attaccamento alla vostra terra, alla nostra terra. E l'ideale di pace e carità è vivificato dai gesti di tanti come voi. Vi ringrazio ancora e viva gli alpini! Grazie Gianluca. Ti dico Gianluca perché ci conosciamo da tanto tempo. Vorrei chiamare qui appunto al microfono per un segno di saluto da parte delle istituzioni a livello più alto, l'onorevole deputato Gianangelo Boff. Buongiorno, intanto un grazie a tutti voi per l'invito qui, perché essere in mezzo agli alpini per noi, oltre a essere un piacere, è un onore. L'onore è rappresentato dal fatto che gli alpini non rappresentano solo un corpo militare all'interno dell'esercito, ma rappresentano un modo di vivere, un modo di comportarsi. Esistono cose che possono essere disciplinate dalle norme e dalle leggi. La convivenza civile fra le persone, ciò che leggiamo in Francia tutti i giorni nelle cronache dei nostri telegiornali, quella coesione tra le persone molto spesso è disciplinata da leggi e regole che ben tutti quanti sappiamo, e tutti quanti sappiamo il fatto che se vengono infrante si riceve una punizione. Vi sono però poi delle regole di convivenza civile che sono il rispetto altrui, il rispetto della persona che si è in fianco, l'educazione, che non possono essere disciplinate dalla legge, l'altruismo non può essere disciplinato dalla legge. Ebbene, quello fa parte di un grande bagaglio di patrimonio etico e morale che gli alpini, oltre al rispetto delle regole e delle leggi, hanno dentro di loro e trasmettono in modo all'interno dei gruppi. Questo sentimento viene trasmesso e è anche dimostrato, e viene dimostrato nel momento in cui c'è un problema, la comunità ha un problema, in modo solidale, altruista e nel rispetto delle persone che si hanno attorno, l'alpino c'è, l'alpino interviene. E questo è il grande valore importante che queste manifestazioni, che ogni gruppo alpini ha dentro di sé e trasmette. Quindi il fatto di trasmettere queste regole, che non sono scritte ma sono regole fondamentali per la convivenza civile e per la crescita di un paese, questo grande patrimonio che gli alpini portano dentro di sé e si sforzano di trasmettere, questo è un grande messaggio che non dovete mai smettere di tramandare e di insegnare, perché una comunità non vive solo di leggi, non vive solo di regole, non vive solo di verifica sulle regole se vengono rispettate o meno, ma una civiltà, una comunità vive anche del fatto che vi siano dei principi morali ed etici che ci tengono uniti in modo solidale e che ci danno il modo di crescere come comunità. Di questo grande messaggio che voi portate tutti i giorni, semplicemente anche portando quel cappello, quel simbolo che vi identifica. Per questo penso che tutta la comunità civile vi sia grata e ve lo riconosca. Grazie a tutti. Grazie del tuo intervento.
Bene, chiamo qui a fianco a me il nostro presidente sezionale ANA Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Grazie. Buongiorno a tutti. Il mio è l'ultimo degli interventi. E anche se lassù a Dos Trento sulla roccia c'è scritto per gli alpini non esiste l'impossibile, oggi non siamo riusciti a far arrivare la nuvoletta qua sopra. E soprattutto voi autorità, ma anche siete i peggio messi rispetto all'inclinazione, ecco, della nostra vita, la fonte della nostra vita che è appunto il sole. Portate un attimo di pazienza, cercherò di contenere in 5 minuti il mio intervento. Quindi un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari, alle associazioni d'Arma guidate dal Presidente Prodomo della Consulta, ai gruppi e comitati oggi qui convenuti, ai presidenti, colleghi, prima fila Gino Marco, Massimo e Ilario delle rispettive sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Pordenone, ai vari gruppi, alle delegazioni da Reggio Emilia, da Montereale Valcellina e poi da altre anche provenienze. Alla presenza dei 3 presidenti emeriti, i miei predecessori Angelo, Dino e Donato, e a quanti altri vi siete qua oggi convenuti. Vi porgo appunto un deferente saluto per questo ritrovo che coincide, come è stato detto, con il 50° di fondazione del gruppo Alpini di Cozzuolo e la 92esima adunata sezionale della appunto nostra sezione di Vittorio Veneto. Un grazie particolare all'onorevole Gianangelo Boff che abbiamo appena sentito e di cui condivido il suo pensiero, e noi per primi siamo rispettosi delle regole e appunto vorremmo che contribuissero proprio sostanzialmente nel rispetto delle norme, delle leggi, ma anche del comportamento del vivere sociale alla pacifica convivenza in questa nostra società che oggi tanti aspetti mette in discussione. Insieme con lui anche l'europarlamentare Tony Darè, il tenente colonnello Michele Di Cosmo, comandante della biodiversità dei Carabinieri Forestali di Vittorio Veneto e così via. Oggi, dicevo, viviamo la ricorrenza del 50° di questo gruppo, come sentito, coinvolto in questo ultimo periodo da gravi lutti. Abbiamo ricordato Antonio Della Libera, socio fondatore, ma soprattutto Ettore Segat, capogruppo per ben 46 anni, 43 mi pare consecutivi, ineguagliabile guida e faro di questa comunità, non solo alpina ma anche quella civica, tenace sino alla fine, tanto da averci lasciato quella sorta di testamento scritto che poco fa è stato in parte letto. Ora il testimone passa a Massimo, che abbiamo sentito molto emozionato e lo comprendo. A lui formuliamo ogni migliore auspicio al motto ora come allora sempre presenti, che è stato coniato per questa circostanza. Abbiamo iniziato ieri questa 2 giorni con la deambulazione del nostro reparto storico delle Salmerie, che è partito da Anzano, sede storica, dove i giorni scorsi abbiamo celebrato i 30 anni dal suo inizio di questa grande e lunga avventura, grazie all'impresa ardua a suo tempo, e poi si è, come dire, sviluppata nel tempo, di Tony De Luca, Tony Tobero, che ha dato origine appunto a questa bella vita di esperienza alpina che oggi appunto è in rievocazione. E poi ieri sera con la nostra protezione civile, ma non solo, con la rappresentanza della sezione che viene da Marostica, no, anzi da Valdagno, che ci ha portato, ed è ancora qua in esposizione, un gruppo
donato dalla Regione, utile per la bonifica dell'acqua, e ha fatto anche la dimostrazione, alimentato dal gruppo di produzione di energia elettrica donato da Banca Prealpi San Biagio. Ringrazio anche il vicepresidente Giampaolo che è qui con noi. E insieme quindi alla qualità di cui farò un breve cenno fra poco, ecco, siamo praticamente sono convenute qua tutte le rappresentanze della nostra sezione, se non tutti i nostri 2500 soci, perché ormai è diventata una cosa impossibile. La mostra fotografica, che è visitabile ancora, ecco, rappresenta anche il percorso dei 50 anni di questo gruppo. Poi abbiamo ripreso stamattina, presto alle 6:15, al sorgere del sole, presso l'Enoturismo Le Rampe, con lo spettacolo L'alba delle voci al fronte, canti e voci recitate a cura di Teatro Razero dei cori Coglilana e Mesulano. È stata questa per noi una prima ricca di contenuti e di forti emozioni, direi brividi della rugiada. Ne è valsa la pena, ecco, fare l'alzata stamattina. Poco fa, nel rispetto protocollare di ogni cerimonia alpina, abbiamo reso gli onori al tricolore e ai caduti nel segno appunto del ricordo della doverosa memoria, per non dimenticare, come sappiamo essere inciso alla colonna Mozza all'Ortigara. Quanto è accaduto appunto e quanto abbiamo ricordato, cioè la morte cruenta dovuta alla violenza e guerra, è quanto noi vorremmo mai più accadesse, però i danni col suo carico di violenza, morte e distruzione vediamo che è diventato ancora oggi un fatto purtroppo quotidiano e ce ne dispiace davvero. La dura lezione della storia non è servita purtroppo e l'aberrazione della morte della mente umana ci ha portati a rivivere appunto tempi di guerra. Gli alpini, se mai ve ne fosse bisogno di ricordarlo, hanno sì imbracciato le armi in ossequio a un giuramento prestato alla nostra patria, però sappiamo che essi lavorano e operano per la pace e abiurano appunto la guerra. Questo è il senso che noi diamo alla nostra esistenza e alla nostra attività. Essi si sono espressi, gli alpini, in tempo di guerra con l'eroismo e in tempo di pace con lo straordinario impegno nella protezione civile e nel volontariato. Questo è quanto ci ha scritto anche il presidente e il nostro governatore Luca Zaia nel suo messaggio. Le istituzioni allora ci aiutino a superare le difficoltà del momento sotto profilo normativo e giuridico. È un tema ormai noto. Non ci mettano, noi diciamo, le istituzioni i pali tra le ruote nel negarci l'iscrizione all'albo nazionale del volontariato e quanto sta purtroppo accadendo. Ma noi il volontariato lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo nonostante tutto, sperando ecco, che possa anche essere superato questo impasse giuridico. Anche l'approccio con qualche componente associativo nostro non è, merita alcune attenzioni, non ci aiuta molto per il superamento delle difficoltà della nostra laboriosa periferia e per gli addetti ai lavori, i colleghi, presidenti mi capiscono, mi riferisco a Gimca in particolare. Ecco, le sezioni e i gruppi sono i portatori dei valori nostri, dell'esempio, delle tradizioni, della cultura e della storia della nostra associazione. Ricordano i morti aiutando i vivi. Ci si è data allora la possibilità di assicurare concretezza al futuro, coinvolgendo i giovani di buona volontà, e ve ne sono sicuramente tanti, in progetti e proposte per la formazione basata sui nostri valori, come in misura sì contenuta ma concreta è stato fatto quest'anno nei 13 campi scuola organizzati dall'Associazione Nazionale sul territorio intero italiano, dalla Sicilia all'Alto Adige, alla Val d'Aosta, al Friuli, al motto "Noi prima dell'io", quindi l'essere insieme, comunità e non guardare al proprio ego.
Ecco allora che potremo incidere positivamente nella galassia di tanta gioventù che sciuppa la propria vita e rende buio ed imprescrutabile il futuro. Gli alpini sono ribelli per amore, ci ha detto Don Bruno Fasani nella sua allocuzione al recente 52esimo raduno al Bosco delle Pedemozze, citando il beato Don Claudio Gnocchi. E ancora ci ha detto: questo è il tempo per amare il domani, o meglio i figli che popoleranno il domani. Tutti siamo coinvolti insieme, quindi alpini, autorità civili, le attività politiche e oserei dire anche quelle religiose. E la nostra preoccupazione non può essere solo quella di contarsi come alpini e sappiamo che andiamo scemando nel numero perché questa è la legge naturale, ma il chiederci cosa vogliamo consegnare alle nuove generazioni. E a tal proposito vale la pena ricordare che un generale alpino di nome Figliuolo, che tutti abbiamo ben conosciuto, ancora oggi sta dimostrando cosa vuol dire essere al servizio con umiltà e dedizione alla patria, alla nazione, al popolo. A noi dunque scegliere come essere ribelli per amore. In un tempo in cui difetta il pensare, il riflettere, l'agire positivo, dobbiamo riscoprire il senso buono e compiuto dell'espressione Dio, patria e famiglia, e qualcuno ce la vorrebbe rappresentare oggigiorno in modo ben diverso da come noi l'abbiamo vissuta, da come noi vorremmo proporla alle future generazioni. Da sempre questo è stato caro alle penne nere e lo è tutt'oggi. Ecco, siamo alla fine, ci accendiamo ora alla celebrazione della Santa Messa secondo la nostra ormai bimillenaria civiltà cristiana, animata dal Coro Ana, celebrata da Don Denis Tolardo. Ecco, e noi facciamo quindi un appello al buon Dio che ci aiuti e ci accompagni, ci faccia conoscere le vie che ci portano alla pace universale, alla convivenza civile tra i popoli. E allora, proprio per concludere, io direi che il 10, 9, 23 più i 50 fa 92. Allora auguri, buon compleanno ai 50 anni del gruppo di Consuolo, buon compleanno ai 92 anni della sezione di Vittorio Veneto. Viva gli alpini, viva l'Italia, buona giornata, grazie. Grazie Presidente, grazie autorità, grazie a tutti voi presenti. Abbiamo terminato la prima parte istituzionale della nostra 92esima adunata. A breve inizierà la Santa Messa, officiata appunto da Don Denis, tra 5 minuti. Verrà dato un formale rompete le righe, appunto per dar modo a chi vuole rimanere ad assistere a sta messa rimane e chi invece preferisce andare a bere qualcosa è libero. Comunque vi ringrazio chiaramente della vostra presenza e a pochi minuti avrà inizio la Santa Messa che verrà animata dal coro sezionale ANA di Vittorio Veneto. Grazie ancora. Rompete le righe! March!
legge. Esatto, sì, quando che ha fatto l'Oremus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Saluto cordialmente le autorità civili, militari, i responsabili di sezioni, i capigruppo degli Alpini, questo glorioso corpo dell'esercito italiano che ha fatto la storia del nostro Paese e che ci aiuta a vivere sempre in una prospettiva anche sociale di attenzione all'altro e di attenzione a chi ne ha più bisogno. Li ringraziamo perché ci sono gli alpini, lunga vita agli alpini, e preghiamo il Signore della vita perché doni a tutti noi grazia, misericordia, verità e giustizia. Umili e pentiti, come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, o Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria,
pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converta dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola a questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo.
Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 2 o 3 testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se 2 di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Ecco, ringrazio ancora le autorità militari, civili, i responsabili degli alpini in questa bella ricorrenza del 50° di fondazione del gruppo alpini di Cozzuolo, in concomitanza anche con il 92° adunata della sezione alpini di Vittorio Veneto, una gloriosa sezione che ha fatto la storia d'Italia. Qualcuno qualche volta si chiede, ma perché l'esercito ancora? Perché la guerra, l'esercito? No, la guerra chiaramente nessuno la vuole, ovviamente, e chiediamo a Dio che non ci sia mai più guerra nel nostro paese, ma anche nel mondo. Purtroppo ci sono ancora focolai di guerra, di violenza. Ma perché l'esercito, perché i corpi militari? Ringraziamo il Signore che ci sono, perché sappiamo che certo tutti aspiriamo alla pace, alla concordia, ma sappiamo anche che nel cuore dell'uomo, a causa del peccato originale, sanato con il battesimo, se c'è il battesimo, però rimane la concupiscenza, no? Le conseguenze di questo peccato originale, di cui la Bibbia nell'Antico Testamento soprattutto ce ne parla abbondantemente, e quindi a volte occorre non la violenza ma la forza. Per la forza, cioè è diverso, forza e violenza, non facciamo la confusione. Occorre la forza per difendere quello che è nostro, la famiglia, gli affetti, la patria, le amicizie buone. Infatti anche il catechismo, no, della Chiesa Cattolica sottolinea l'importanza della legittima difesa. Se uno entra a casa tua non puoi star là a fargli il caffè. Se uno entra a casa tua con violenza devi cercare di difendere tua moglie, i figli e via dicendo. Quindi ecco, l'esercito è importante, perché certo noi speriamo sempre che ci sia pace, però ci sono sempre, lo sappiamo, delle mire espansionistiche di varia natura, economico, vari modi, insomma, che vorrebbero depredare l'Italia in tanti modi,
Non serve fare esempi, non serve scendere nel particolare, ma ci siamo intesi. C'è spesso questa voglia, no, da parte di coloro che sono malintenzionati proprio a causa di questa concupiscenza di portare a rosicchiare qualcosa del nostro paese, della nostra nazione, in vari modi. Sono superati magari i tempi dell'occupazione territoriale, ma ci sono modi altrettanto violenti, diciamo, e sottili, però surrettiziamente, che a volte cercano di, appunto, di prendersi ciò che non è proprio. Quindi anche, per fortuna, ci sono gli alpini, no? Ma anche tutti i corpi militari dell'esercito che hanno questo compito di difendere la giustizia, la legge naturale, la verità, quello che è nostro. Questo è importante ricordare questa cosa, perché a volte se no si cade in quella melassa emotiva, così fatta di bei sentimenti ma di poca verità, per cui ci facciamo portare via tutto, insomma non è il caso. Quindi ringraziamo gli alpini che ci sono e questa loro testimonianza di forza, e di forza buona, e di aiuto anche molteplice in tanti campi del sociale, arrivando alle letture, peraltro anche in parte collegate a questo tema che dicevo, in particolare la seconda lettura. Ecco, le altre due, la prima e il Vangelo, ci ricordano il dovere della correzione fraterna. Se tuo fratello sbaglia, non criticarlo alle spalle, non ha senso, perché fai peccato tu e non aiuti lui. Prendilo, abbi coraggio, come il coraggio degli alpini, affrontalo fra te e lui solo. Se non ascolterà, prendi con te 2 o 3 testimoni e cerca di chiarire con altre persone. Se non ascolteranno ancora, dillo all'assemblea. Se no sarei sia per te come un pagano, un pubblicano. Prega per lui, prega per la sua conversione alla verità, alla giustizia. Questo è importante perché la Chiesa, no, è comunione, no? La comunione è fatta anche di cura verso il prossimo, soprattutto quando avvisiamo che il prossimo ha mancato contro di noi o contro altre persone. Una delle opere di misericordia spirituale, sappiamo, è ammonire i peccatori. Sento qualcuno che bestemmia, qualcuno che si comporta male, cerco di richiamarlo, guarda che forse non va bene quello che fai. Questo è importantissimo, perché dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, se no facciamo come Caino, no? Quando richiamato da Dio, dov'è tuo fratello? E lui dice, l'aveva appena ucciso, sono forse custode del mio fratello? Sì, sei custode, siamo custodi gli uni gli altri, come gli alpini custodiscono i valori della patria, della nazione. Ciascuno di noi, in quanto credente cattolico, è custode del suo prossimo per edificarlo e per aiutarlo a crescere lì dove è in difetto. Ovviamente questa correzione va fatta con carità, con umiltà, senza superbia, perché siamo tutti un po' fragili, un po' difettosi, no? Siamo tutti, conosciamo l'esperienza del peccato, e quindi questa correzione va fatta sempre con carità. Chiediamo alla Santa Vergine Maria, lei che è la regina, no? delle cime, degli alpini, che ci aiuti a vivere sempre con verità, con giustizia, perdonandoci a vicenda, correggendoci con carità a vicenda, nell'attesa della beata speranza del paradiso che il Signore ha riservato ai suoi servi fedeli. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eleviamo al Padre Celeste la nostra supplica dicendo: Signore, insegnaci ad amare. Signore, insegnaci ad amare. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano sostenuti dalla preghiera di tutti, indicano con coraggio e sollecitudine le vie della pace e della riconciliazione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per i caduti di ogni bandiera, in particolare per i caduti alpini, perché il loro estremo sacrificio ci sia di aiuto ad evitare la follia di nuovi conflitti e nuove perdite di vite umane. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Perché abbiano a cessare guerre e conflitti, in particolare quelli in Ucraina, e trovano aiuto e protezione quelle comunità che soffrono morte, povertà e sopraffazione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Perché il rifiuto della violenza e l'avvio di una coesistenza giusta e fraterna aprano un futuro migliore nella costante ricerca delle vie del bene e della pace. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per l'intera nostra comunità nazionale, per gli amministratori e governanti, perché tutti insieme trovino le risorse e le energie necessarie ad affrontare le sfide del presente e guardare con nuovo ottimismo al futuro. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per Cristo nostro Signore. Dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli in secoli. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi la garante di salvezza.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te, nella celebrazione di questi santi misteri, la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunziare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, accogli tutti gli alpini andati avanti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, dell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che
abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo. Cristo. Amen. Cristo. 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 Cristo.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci e reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. Grazie ancora a tutti voi alpini, grazie alle stelle alpine ovviamente, grazie al coro ANA di Vittorio Veneto, capita frequentemente di fare la messa animata da un così bel coro di voci maschili, grazie. Voi siete come il distillato, no? Sì, gli alpini sono come il vino, come il vino, voi siete il distillato, no? Le prime uve, quindi... Grazie ancora a tutti voi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Bene, abbiamo concluso anche questa parte formale della 92esima adunata sezionale, abbiamo concluso. Ringrazio le autorità presenti, ringrazio il coro ANA Vittorio Veneto, il nostro coro sezionale per aver animato la Santa Messa e ringrazio Don Denis per la celebrazione. Abbiamo concluso e adesso è l'ora di fare festa tutti quanti sotto lo stand gastronomico della Sagra di Cozzuolo. Grazie ancora e buona giornata. Thank you.